Buongiorno e ben ritrovati. Prima edizione di Antenna 3, primo appuntamento con l'informazione, con tutti i fatti principali di queste ultime ore in Veneto. Tra pochissimo vi racconteremo, torneremo sulla vicenda raccontata ieri nel telegiornale serale di Treviso di quella barista aggredita nel corso di una tentata rapina. Il nostro Cristian Arboit l'ha raggiunta nel giorno del suo rientro al lavoro e sentiremo il racconto di quei minuti di paura tu per tu con il rapinatore. Poi andremo a Padova per gli sviluppi sulle indagini relative all'imbrattamento della statua di Aldo Moro e poi insomma torneremo a raccontarvi della storica adunata degli alpini, una adunata record degli alpini a Vicenza, e poi ci sarà spazio anche per parlare di economia con due ospiti. Questo e tante altre notizie in questa nostra diretta che si apre come sempre con la cronaca, con l'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza, che ha concluso l'operazione Filo d'Argento, scoperta una società che acquistava metalli preziosi senza versare l'IVA. 50 milioni di euro per operazioni finanziarie inesistenti è il volume d'affari che è stato accertato dalle Fiamme Gialle di Vicenza nei conti di un'azienda orofa di Monticello Conte 8. 14 le persone denunciate e 10 milioni di euro di IVA dovuta non versate. I finanzieri hanno ricostruito il meccanismo con cui la società che si occupa della produzione e lavorazione di metalli preziosi e semilavorati risultava beneficiaria di cessioni d'argento puro esenti da imposte. Attraverso l'aggiramento del regime di reverse change, la società vicentina acquistava il metallo prezioso attraverso l'interposizione di due società fittizie e beneficiando indebitamente del credito d'IVA. A Campodarsego, quindi ci spostiamo in provincia di Padova, i carabinieri hanno denunciato per tentato furto un cittadino italiano di 63 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso da alcuni passanti mentre stava rovistando all'interno di un'auto parcheggiata in via Bachelet immediata. È scattata la telefonata al 112, i carabinieri hanno individuato il 63enne che è stato denunciato. E poi torniamo in provincia di Vicenza, ad Arzignano per l'esattezza, con un incidente in via dei Mille, un'auto è finita contro un platano, feriti una mamma con il suo bambino. Arzignano, è sera quando in via dei Mille un'auto si schianta contro un platano. All'interno della macchina una mamma con il suo bambino piccolo. La donna resta incastrata tra le lamiere mentre alcuni passanti riescono a intervenire con prontezza e a tirare fuori subito il bimbo dalla vettura affidandolo ai medici del SUEM 118 accorsi sul posto. Anche i vigili del fuoco entrano in azione. Una squadra dei pompieri di Arzignano mette in sicurezza la macchina e libera la donna alla guida. Mamma e bambino sono stati portati all'ospedale mentre le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine. Proseguono le proteste degli studenti pro-Palestina all'Università di Padova. Oggi è in programma una seduta del Senato accademico. Prosegue la protesta degli studenti universitari pro-Palestina accampati da venerdì davanti al Bo. Oggi è in programma la seduta del Senato accademico con la richiesta da parte dei manifestanti di condannare Israele e sospendere i rapporti con gli atenei di quel paese. La rettrice Daniela Mapelli però ha risposto in modo duro alle proteste. L'occupazione studentesca, iniziata nei giorni scorsi, ha svelato la sua natura prevaricatrice e ha affermato totale solidarietà a studentesse e studenti che hanno subito disagi dovuti alla violenza degli occupanti. Il Senato, ha anticipato la rettrice, sommo luogo in cui si prendono le democratiche decisioni di Ateneo, presenterà una delibera, prevista da settimane, che si occuperà della situazione di Gaza senza però cedere ad alcuna forma di boicottaggio dei rapporti con gli atenei israeliani. Gli studenti universitari pro-Palestina hanno cercato di interrompere le lezioni entrando nelle aule della facoltà di giurisprudenza per invitare gli altri studenti ad aderire al boicottaggio accademico, ma l'università ha chiuso le porte. Chi era all'interno ha proseguito le lezioni in presenza. Per tutti gli altri, arrivati per le lezioni seguenti, è stata disposta la didattica da remoto. Una mobilitazione che è continuata poi per tutto il giorno, con gli studenti in corteo che hanno raggiunto dipartimenti e aule studio
prima scienze politiche, poi storia, dove sono entrati per consegnare volantini e invitare gli altri universitari a scendere in piazza. E ieri mattina occupazione a Ca' Foscari a Venezia, sempre da parte degli studenti pro-Palestina, chiedono le dimissioni della rettrice dell'Ateneo veneziano. Abbiamo occupato l'università. L'intifada studentesca è iniziata, parole con cui oltre un centinaio di studenti del collettivo universitario Contende pro-Palestina hanno occupato il cortile del rettorato e alcune aule di Ca' Foscari a Venezia. Nello specifico a Ca' Foscari chiediamo in primis che vengano interrotte tutte le partnership con le aziende ma anche con le università israeliane o legate ad Israele, con le aziende che finanziano la guerra come ad esempio Leonardo e Medor, di cui la nostra rettrice è parte nel comitato scientifico, e quindi chiediamo le sue dimissioni da questo organo. La protesta come specchio di quanto sta accadendo nei campus americani e così anche nel resto d'Italia. Chiediamo appunto anche una presa reale di posizione per un cessate il fuoco e che vengano finalmente dette le parole genocidio, le parole Palestina, che finora non sono state pronunciate dal nostro Ateneo. Sebbene gli studenti abbiano di fatto occupato il suolo dell'Ateneo veneziano, Ca' Foscari, interpellata sulla questione, dice che da parte sua non smobiliterà gli studenti, almeno per l'intanto. A decidere sul da farsi la prossima riunione del Senato accademico, prevista per mercoledì 22 maggio prossimo. Noi non abbiamo di certo paura della repressione, perché siamo certe di essere dalla parte della ragione. A San Pietro Viminario, in provincia di Padova, un 38enne polacco senza fissa dimora ha scavalcato la recinzione di un'abitazione in via Ronchi e ha danneggiato l'auto parcheggiata in giardino. Poco prima l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, a torso nudo aveva suonato al campanello della casa e, non ricevendo risposta, aveva scavalcato la ringhiera colpendo ripetutamente la carrozzeria e il gruppo ottico della Renault Clio dei proprietari della casa. I carabinieri sono intervenuti e dopo averlo bloccato lo hanno denunciato. Restiamo nel Padovano, andiamo a Vigonza, solidarietà al dirigente comunale vittima di atti intimidatori. È l'ordine del giorno del Consiglio Comunale straordinario in programma domani sera. È in programma per mercoledì sera il Consiglio Comunale di Vigonza, al quale saranno ammessi anche i cittadini oltre alle forze politiche. Un consiglio straordinario indetto solo per un motivo e quindi con un unico ordine del giorno: esprimere solidarietà da parte dell'amministrazione ma anche della comunità al dirigente responsabile della gestione del territorio. I fatti sono noti, si riferiscono a 2 attentati incendiari contro la sua abitazione e ad altri atti intimidatori sui quali è in corso un'indagine da parte delle forze dell'ordine. Si terrà un consiglio comunale straordinario che abbiamo convocato per esprimere solidarietà al capo settore ufficio urbanistica, edilizia e attività produttive e condannare i fatti che ha subito, come l'incendio delle 2 autovetture. Sono stati il sindaco e il consigliere del PD Antonio Stivanello a lanciare la proposta del Consiglio straordinario, proposta raccolta dal presidente del Parlamentino Cesare Paggiaro, che lo ha convocato. Una solidarietà che sarà dunque espressa al dirigente ma anche a tutta la sua famiglia, comunque coinvolta negli episodi di intimidazione da amministratori e coordinatori nazionali e provinciali di Avviso Pubblico, l'associazione nata nel 1996 per riunire gli amministratori che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica, una rete di enti locali che sostengono concretamente la promozione della cittadinanza responsabile. Ci sembra infatti importante, e per questo parteciperanno anche i delegati provinciali e nazionali di Avviso Pubblico, sottolineare che il nostro territorio non accetta questi tipi di comportamenti e li condanna in maniera ferma e trasversale. Scossa di terremoto ieri sera intorno alle 22:50 a Bussolengo nel Veronese, scossa di magnitudo 3.4 registrata a 21 km di profondità. Paura tra la popolazione che ha avvertito in modo netto la terra tremare, ma non si sono registrati al momento danni e al momento non si sono registrate ulteriori scosse.
Una tragica notizia ha scosso Forza Italia e il mondo politico trevigiano. Morta a 39 anni Lisa Labrozzi, militante azzurra e componente del coordinamento provinciale. La notizia arriva attraverso le poche righe con le quali Forza Italia annuncia l'annullamento di tutti gli eventi elettorali delle prossime ore nel Trevigiano a causa di un grave lutto che ha colpito il coordinamento provinciale. La giovane manager Lisa Labrozzi, 39 anni, originaria di Preganziol, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Casale sul Sile. Avrebbe compiuto 40 anni venerdì, stava organizzando la sua festa di compleanno. Lisa era una delle anime del partito, la coordinatrice delle attività degli azzurri, e la sua scomparsa improvvisa ha sconvolto e addolorato familiari, amici e i compagni di tanti anni di militanza politica. È con grande tristezza che condividiamo il dolore per la perdita di Lisa. La sua luce e la sua gentilezza hanno arricchito le nostre vite in modi che non potremo mai dimenticare. In questo momento difficile siamo vicini ai suoi genitori e alla sua famiglia, offrendo il nostro sostegno. Lisa vivrà per sempre nei nostri cuori, illuminando il cammino con la sua memoria. Le superiori al liceo Berto di Mogliano, l'Università Udine, la laurea in ingegneria gestionale. Lisa era manager alla GDE di Bologna e membro dal 2016 del Consiglio di amministrazione di Contarina. Sempre pronta, sempre disponibile, aveva dato il suo grande aiuto in fase di chiusura delle liste per le comunali di giugno. Una ragazza splendida, luminosa, sempre disponibile per tutti noi, sempre collaborativa. Una persona estremamente preparata e capace. Sono stati i genitori, trovandola priva di sensi, a chiamare i soccorsi, ma il 118 ne ha potuto solo dichiarare il decesso. Sul posto anche i carabinieri. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Vi avevo detto in apertura della tentata rapina in un bar a Treviso, che si trova proprio di fronte al comando della polizia locale, una tentata rapina in qualche modo sventata dal coraggio della barista che è stata aggredita dall'uomo che era entrato nel locale per portare via i soldi dalla cassa. Barista che è stata appunto ferita e che oggi è rientrata al lavoro, e l'ha sentita per noi il nostro Christian Arboit, che insieme ad Alberto Pivetta è in collegamento da Treviso. Buongiorno Christian. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Alberto Pivetta. Vi mostriamo proprio plasticamente quello che dicevi tu, la vicinanza del comando di polizia locale qui in via Castello d'Amore con il bar civico 19, dove giovedì scorso c'è stata questa tentata rapina, una tentata rapina che poteva finire molto peggio se non fosse stata per la prontezza della barista di questa ragazza Sara, 24 anni, appena da poche settimane assunta in questo bar. L'abbiamo sentita poco fa, è stata molto gentile, molto disponibile, ma anche molto risoluta nel chiedere riservatezza, perché comunque è una situazione tutto sommato delicata. Lei ha riconosciuto il suo aggressore che è stato identificato, però lascerei spazio proprio alle sue parole. Sono parole di una ragazza serena, ma che ha attraversato giorni difficili. Dice di fatto: spero di non vederlo mai più, spero che quello che ho subito io non lo subiscano altre persone, altre donne. Nonostante la giovane età, Sara è una barista di esperienza, dice che spesso ci sono attimi di tensione con alcuni clienti più facinorosi, ma mai era successa una cosa del genere. L'uomo è stato denunciato, la giustizia farà il suo corso e l'augurio di Sara è che questa giustizia sia la più veloce, la più celere possibile. Ma se sei d'accordo Francesca, ti faccio sentire le parole di Sara, e da via Castello d'Amore per il momento è tutto. Dopo questa intervista, dopo questa testimonianza, a te la linea. Sono stati giorni
abbastanza tranquilli, tra virgolette. L'unica cosa appunto è che mi auguro di non rivederlo più, che non si ripresenti più. Ovviamente ritorno al lavoro con un occhio in più riguardo appunto alle entrate e alle uscite dei clienti e appunto anche ai movimenti appunto che ci sono nei dintorni. C'è un po' di apprensione, quindi un po' di preoccupazione in più. Esatto, sì, questo sì, sicuramente. Però so anche che è stata fatta giustizia, quindi mi auguro che certi elementi, certe cose, certi episodi non ricapitino più. Quindi che faccia un po' di galera, anche perché ha dei precedenti, sostanzialmente questo ti auguri, o perlomeno non sia più messo nelle condizioni di nuocere, un divieto di avvicinamento o qualcosa. Esatto, sia per lui ma anche per altre persone che appunto avevano o avranno la stessa intenzione sua di fare compiere questi gesti, insomma. Senti Sara, ritorniamo a giovedì scorso, era mezzogiorno e mezzo, cos'è successo? Allora questo signore si è presentato, ha fatto colazione e terminata la colazione, quando anche un altro tavolo si era allontanato, un altro tavolo che aveva fatto un aperitivo, si è avvicinato alla cassa chiedendomi appunto che io devo consegnargli il denaro. E gli ho detto appunto che dovevo sentire appunto il titolare per accertarmi appunto di questa cosa. Quando io ho cercato appunto di confrontarmi e di mettere al corrente anche il mio titolare, si è un po' agitato, cercando di togliermi il telefono dalle mani, dicendomi che non dovevo peggiorare le cose e quindi da qua è andato un po' in escandescenza, e tant'è che appunto dopo è successo tutto quello che è successo. Io ho cercato di affrontarlo, sono riuscita a affrontarlo bene, finché sono riuscita a mandarlo fuori dalla porta, mi sono chiusa dentro e ho chiamato la polizia. Mi è statonato più e più volte, aveva anche un borsello con sé, e che cercava di gettare in volto, insomma di buttare in volto, e sono volate un po' di sberle e un po' di calci. Secondo me era in astinenza, quindi era una fase di astinenza, perché io non l'ho visto né ubriaco né alterato. E queste dunque le parole della barista aggredita nel tentativo di una rapina nel locale in cui, avete sentito dalle parole di Christian Arboit, lavora da pochissimo tempo, locale che è aperto a Treviso da 2 mesi e ha già questa ragazza ha vissuto questa brutta esperienza e ora appunto si augura di non rivederlo mai più. Andiamo a Noale, la vicenda della donna aggredita dall'ex, lite furiosa al funerale di lui ieri pomeriggio con i familiari dell'uomo che hanno rincorso e insultato la vittima, e poi all'arrivo del feretro anche parte della stampa. Momenti di alta tensione nel pomeriggio odierno a Noale al funerale del 57enne suicida che lo scorso 7 maggio avrebbe tentato di strangolare l'ex fidanzata, presente all'addio di lui alla chiesa arcipretale di Piazza Castello. Lite furiosa all'uscita del feretro con alcuni familiari di lui insieme ad una collega di lavoro di entrambi che, vedendola sul sagrato della chiesa, l'hanno rincorsa insultandola e lanciando pesanti accuse a suo carico. Ti sei inventata tutto, lo hai portato all'esasperazione a commettere quel gesto. Di tutta risposta lei, accompagnata a sua volta da un paio di colleghi e dai suoi parenti, scoppiando in un pianto disperato, ha replicato: cosa dovevo fare? Morire? Parole pesanti come più di un macigno e rilasciate sempre da Francesca, nome di fantasia, anche al momento della nostra intervista di sabato scorso, quando ha ripercorso con noi il momento in cui ha creduto di morire proprio per mano dell'ex. Di chi era questo sangue? Il sangue era il sangue che mi fuoriusciva dal naso e dalla bocca, e sia appunto per la pressione che lui aveva fatto con le mani. Sul collo, perché le ha messo le mani sul collo? Sì, ha tentato di soffocarmi. Vero è che da quel momento in poi lei, raggiunto il pronto soccorso in autonomia per farsi medicare, è scattata la denuncia nei confronti di lui in automatico da parte dei medici alla polizia, così come prevede in questi casi il protocollo. L'alta tensione di oggi iniziata già all'arrivo del feretro, con i pesanti insulti anche a parte della stampa che ha raccontato il fatto di cronaca. Scritte scioccanti contro gli ebrei sono comparse ieri al galoppatoio del Lido di Venezia. Ferma condanna del mondo politico, il comune ha fatto ripulire tutto in poche ore.
Vi cercheremo casa per casa in tutto il mondo per sgozzare voi e i vostri bambini. Un messaggio dai contenuti violenti che fa rabbrividire, scritto a caratteri cubitali con della vernice rossa. È comparso sul muro dell'ex galoppatoio del Lido di Venezia lungo via Sandro Gallo. Ferma la condanna dal mondo politico, in primis dal Partito Democratico veneziano e regionale. Parole di violenza, parole forti, parole da condannare per non lasciare il minimo spazio a chi vuole usare questa situazione internazionale che c'è per seminare odio. Dalle fonti in nostro possesso da poco è stata installata una telecamera lì in zona nei pressi di una strada, ci auguriamo che ci si attivi a più presto. La speranza è proprio quella di trovare i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un gesto che va sicuramente condannato e credo che ci sono tutti gli elementi per anche tentare di capire chi lo abbia fatto. Ecco, ci auguriamo che funzioni la telecamera. In poche ore la parete è stata ripulita da Veritas su disposizione del sindaco Brugnaro, che sui social ha fermamente condannato il gesto. A nome dell'amministrazione si legge: condanno le ignobili e infamanti scritte antisemite apparse lungo il muro. Una vergogna che ho prontamente fatto coprire, ha concluso. Fondamentale ora il lavoro delle forze dell'ordine nell'individuare il o i responsabili. È importante capire se c'è una matrice politica ben determinata o se è un cretino che ha voluto fare una cretinata. Questa credo sia la prima cosa, perché se è un cretino va sicuramente punito, ma se c'è una matrice politica credo la preoccupazione debba essere un po' più ampia. E dopo, come minimo, scuse pubbliche, andare a ripulire il muro e dire sono un cretino, non volevo offendere nessuno. E allora torniamo alla dunata da record degli alpini a Vicenza dello scorso fine settimana, dai visitatori alla cittadella degli alpini, a Campo Marzo, ai volontari impiegati, tutti i numeri della dunata commentati dal consigliere nazionale dell'ANA Enzo Simonelli, che hanno raggiunto la nostra troupe con Simone Squarcina e Luisa Bertini. Campo Marzo, cuore della dunata 2024 che lentamente sta tornando alla normalità. Vediamo i lavori di smantellamento di quella che è stata la cittadella degli alpini per questa dunata da record, con 100.000 che hanno partecipato alla sfilata, circa 500.000 le persone arrivate a Vicenza, ma anche altri dati, quindi 278.000 visitatori alla cittadella degli alpini, insomma numeri da record. Veramente numeri da record. Non ci aspettavamo un'affluenza del genere e ne siamo veramente felici che tutta questa gente sia venuta qua a Vicenza a visitare, oltre che le varie cittadelle, anche Vicenza stessa, insomma. Ecco, e poi lei prima faceva cenno anche alle esibizioni. Io leggo 130 le esibizioni tra cori e fanfare, che sono stati tra i momenti più toccanti. Esattamente, oltre 100 cori e 80 fanfare che sono venute ad accompagnare tutte le varie manifestazioni. Nelle varie chiese, su 57 chiese, si sono succeduti i vari cori e con grande partecipazione da parte del pubblico, e le chiese piene e contenti tutti, insomma, un sacco di applausi. E poi noi ancora vediamo volontari al lavoro, perché sono stati impiegati sia per il prima sia per il dopo 1.300 volontari della protezione civile dell'ANA. Esatto, oltre alla protezione civile anche i nostri soci della sezione di Vicenza si sono andati da fare e stanno ancora ultimando, ma manca più poco, ultimando gli ultimi sbaraccamenti, cioè portare via le brandine che erano state messe giù, praticamente la chiusura dei campi, eccetera. Ecco, a proposito di brandine do l'ultimo dato: 3.586 posti branda tra campi e palestre che sono stati gestiti poi in questa dunata. Ve l'aspettavate? No, non ce l'aspettavamo, avevamo più o meno idea, però siamo arrivati a risico con il numero delle brandine messe giù a terra nelle varie palestre, eccetera. Siamo arrivati, e con le coperte siamo arrivati praticamente giusti, quindi è andata bene così.
Ecco, io ringrazio Enzo Simonelli, consigliere nazionale dell'ANA, per aver commentato con noi tutti i numeri di questa adunata da record. Io ringrazio voi. E poi ci sono i numeri degli interventi nel corso di questa adunata da parte delle forze dell'ordine, dai finti alpini agli spari con la scacciacani contro la Basilica, il bilancio dei controlli della polizia di 15 fogli di via emessi dal questore di Vicenza e oltre 1200 chiamate al 113. Gran dispiegamento di forze per la 3 giorni dell'adunata, anche con reparti specializzati arrivati in supporto da altre città. La polizia traccia il bilancio dei controlli che hanno portato il questore di Vicenza Dario Sallustio a disporre 15 fogli di via con divieto di ritorno nel comune di Vicenza per un periodo di 4 anni, a carico di soggetti pluripregiudicati provenienti da altre province che, pur indossando il cappello tradizionale, l'abbigliamento tipico degli alpini, avevano cercato di confondersi tra la folla con l'intento verosimile di commettere reati. 12 le denunce registrate agli uffici mobili della questura di Piazza Biade e 1289 le chiamate registrate al numero di emergenza 113. 2 sanzioni per guida in stato di ebbrezza con relativo ritiro della patente di guida. Inoltre sono state ritirate 3 carte di circolazione ed decurtati complessivamente 58 punti patente. La polizia ferroviaria ha gestito un flusso di viaggiatori stimato in circa 250.000 persone. Fra gli episodi di particolare rilievo, nella tarda serata di sabato si è registrata una segnalazione per colpi di arma da fuoco in Piazza dei Signori, che grazie al rinvenimento del bossolo esploso è stato appurato dagli agenti che si trattava di una pistola scacciacani. Sono in corso le indagini che potranno consentire l'identificazione dell'autore del fatto. E adesso sentiamo le voci dei vicentini all'indomani della chiusura dell'adunata. La città ha supportato molto bene la massa di persone che sono arrivate. Si pensava al contrario, invece l'organizzazione diciamo che è stata quasi perfetta. Organizzazione perfetta e pulizia? Pulizia assoluta, questi siamo rimasti sbalorditi, questo non c'è dubbio. Abitiamo qua in centro, abbiamo visto che uscivamo la mattina e sembrava che proprio si poteva mangiare a terra quasi. È stata una cosa splendida. Quello che mi ha colpito è stato in modo particolare l'educazione che hanno avuto, ma veramente tutte persone gentili e poi di compagnia veramente sì. Oggi lei si è svegliato con la città in ordine? Sì, no, guardi, il Comune ha fatto veramente miracoli, diciamo, se pensiamo a tutte le persone che c'erano a tenere in ordine la città non è facile. Per quanto sia stato tanta affluenza, è stato tranquillo, sono stati gioiosi, anche tutti noi insieme a loro, ma bello. Sei sorpresa di che cosa? Di quanto pulita era dopo il passaggio. Vabbè, non sono andata giù in fondo, ho fatto solo la piazza e dintorni, insomma, vicino qua. Quindi ha trovato tutto a posto? Sì. Molto bella, abbiamo visto poco purtroppo perché era pieno di gente, però molto suggestiva. Poi abbiamo cantato l'inno nazionale sotto Palazzo dei Signori. Le fanfare sono fantastiche. Credo che è una città molto bella, ho visto il teatro Olimpico, che è una roba fantastica, non sapevo neanche dell'esistenza, ma è una meraviglia. La sfilata è sempre bella. Un motivo in più per tornare? Certo, sì, e per far tornare anche magari i miei nipoti, i miei figli, venire per la prima volta. Nei personali si ritorna indietro di tanti anni quando si faceva il servizio militare. È sempre emozionante, io ne ho fatte tante di adunate, ma sempre comunque c'è l'emozione, soprattutto quando passano determinati gruppi. E poi c'è un altro record legato a questa adunata di Vicenza ed è quello il record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est che ha seguito da vicino questa 58esima adunata.
La dunata dei record sulle emittenti dei record, dove gli alpini sono di casa e dove ancora una volta hanno fatto breccia nel cuore di quasi 1,5 milioni di telespettatori che hanno seguito la dunata di Vicenza su Antenna 3, Rete Veneta e TV12. Un segnale chiaro di un legame profondo che il gruppo Media Nord-Est ha saputo costruire e mantenere con il territorio. Dunque, ancora una volta, record infranti per il gruppo Media Nord-Est, che ha trasmesso l'evento con una copertura integrale, iniziata dalle prime ore della mattina e che si è protratta fino alle cerimonie serali, offrendo interviste, immagini esclusive e momenti di grande emozione che hanno catturato gli spettatori davanti allo schermo, confermando una supremazia schiacciante rispetto a tutta l'offerta televisiva locale concorrente. Antenna 3, leader assoluta per ascolto medio e ancora una volta prima TV in Veneto. Rete Veneta si conferma al secondo posto assoluto per ascolto medio, certificato Auditel. Una diretta, la nostra, vista in tutto il mondo con messaggi dal Sudafrica, Stati Uniti, Canada, Romania, Germania e Spagna e che ha saputo abbinare emozione e cronaca, racconto e suggestione. 1,5 milioni di grazie agli alpini e al Veneto. E adesso appuntamento a Bibione, dove si terrà la prossima dunata triveneta, con noi di Media Nord-Est, sempre al fianco delle penne nere. E noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Il gruppo Mamme No FAS ha presentato una mozione inviata ai sindaci del Veneto per chiedere al Parlamento la messa al bando dei FAS. Chiedono l'intervento di tutti i comuni per sollecitare il Parlamento ad emanare una legge che metta al bando i PFAS. Parte da Lonigo la lettera firmata a nome delle Mamme No PFAS e di diversi gruppi ambientalisti, indirizzata a tutti i sindaci dei comuni del Veneto, Piemonte e Lombardia. Ci siamo riuniti per formulare una mozione da mandare ai sindaci e essere sottoscritta dalle amministrazioni comunali per inviare poi al Parlamento e sollecitare la formulazione di una legge che con il principio di precauzione normi queste sostanze che ormai si trovano dappertutto, sono ubiquitarie e danneggiano la nostra salute. Sollecitiamo tutti i sindaci del Veneto, del Piemonte, della Lombardia, della Toscana, ma anche di tutta Italia a sottoscrivere questa mozione perché ci sia una legge che tuteli la salute di tutti i cittadini italiani. Svolta nell'indagine della Digos di Padova sull'imbrattamento della statua di Aldo Moro e della targa in ricordo degli uomini della sua scorta al centro San Gaetano di Padova, perquisizioni per 3 militanti, 2 uomini e una donna del centro sociale Levante ex Gramigna. Ci racconta tutto il nostro Federico Fusetti. Buongiorno Federico, insieme a Federico Cibotta. Sì, buongiorno a te Francesca, buongiorno da me, da Federico Cibotto. Siamo all'esterno del Centro Culturale San Gaetano, qui siamo proprio in pieno centro di Padova. Il Centro Culturale San Gaetano in realtà era il tribunale prima e quindi insomma siamo nel cuore della città e siamo di fianco alla statua di Aldo Moro. Perché? Perché il 24 gennaio, il giorno della memoria, tra l'altro al mattino le forze dell'ordine trovarono questa statua imbrattata di vernice e oltre alla statua che vi sta mostrando Federico, anche la targa che è posta qui a fianco della statua con i nomi degli agenti di scorta di Aldo Moro, uccisi pure loro. E ricordiamo, Aldo Moro fu trovato il 9 maggio del 1978, quindi insomma è proprio in questi giorni c'era la ricorrenza. Quindi indagini che partono a fine gennaio, il 24 gennaio, su questo imbrattamento, e oggi la svolta con gli agenti della Digos che questa mattina hanno perquisito sia 3 militanti del centro collettivo Levante, un centro collettivo comunista ex Gramigna, un nome che è conosciuto alle cronache, sia anche la sede del centro sociale, quindi doppie perquisizioni sia nei confronti degli indagati che del centro collettivo. Tra l'altro accuse pesanti, perché c'è anche vilipendio alla Repubblica tra
tra le accuse mosse a queste 3 persone, ripeto, 2 uomini e una donna. Tra l'altro la questura fa sapere che sono in corso indagini anche relativamente ad altre scritte analoghe rinvenute nei mesi scorsi, quindi un'indagine che ancora non si è chiusa, anche se questa mattina insomma la svolta con la perquisizione della Digos. Ecco, adesso per fortuna la statua ha ripreso pienamente il suo aspetto originale, e meno male che è così. C'è anche una corona di alloro proprio davanti alla statua, ovviamente legata all'anniversario del 9 maggio. Francesco Rattai ha un po' riassunto quello che è accaduto questa mattina all'alba, perché alle 6 sono partite le perquisizioni. Con il servizio che vediamo insieme ti restituisco la linea, Francesca. Perquisizioni da parte della Digos della Questura di Padova a carico di 3 appartenenti al Centro Sociale Levante, l'ex Gramigna, e alla stessa sede del movimento dopo l'imbrattamento, il 26 gennaio scorso, della statua di Aldo Moro, della targa in memoria degli uomini della sua scorta uccisi dalle Brigate Rosse e di scritte contro Israele sui muri del Centro Culturale San Gaetano. I provvedimenti sono stati disposti dalla Procura di Padova con l'ipotesi di accusa di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, nonché deturpamento ed imbrattamento, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. I fatti si svolsero nella notte tra il 25 e il 26 gennaio di quest'anno, a poche ore da una cerimonia in occasione della Giornata della Memoria fissata al Centro Culturale San Gaetano. Una volante alle 6 del mattino si accorse che era stata appunto imbrattata con la vernice rossa il volto della statua dello statista e la targa con i nomi dei 5 agenti di scorta. Non solo questo, perché erano state fatte anche numerose scritte contro Israele e inneggianti all'intifada sulle mura del palazzo storico ospitante il Centro Culturale San Gaetano. La Digos individuò i presunti autori, 2 uomini e una donna militanti del Circolo Proletario Comunista Levante, ex Gramigna. Sono in corso indagini anche a riguardo di altre scritte analoghe e più recenti. Governo pronto a partire da fine estate con i progetti per ricavare in ogni regione un centro per i rimpatri degli immigrati irregolari. Il sottosegretario all'interno Molteni parla di ristrutturare i siti già esistenti e condividere con i territori la realizzazione di nuove strutture. Ma dall'Anci Veneto il presidente Mario Conte manifesta grande preoccupazione. Nel nord-est l'unico presente è a Gradisca di Zonzo. Un centro di permanenza per i rimpatri in ogni regione non solo non si frena, ma anzi si accelera. Progetti al via dopo l'estate, annuncia il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, che per indorare la pillola assicura che nulla sarà calato dall'alto. Come presidente dell'Anci Veneto, ma anche come sindaco di Treviso, Mario Conte da una parte parla di strutture fondamentali, ma dall'altra non nasconde i timori degli amministratori locali. Io credo che i CPR, questi centri di rimpatrio, siano certamente importanti. Poi ci sono all'interno delle province delle comunità che hanno già dato da un punto di vista dell'accoglienza, e credo che Treviso da questo punto di vista sia un esempio a livello nazionale, perché ha sia centri di accoglienza come la Caserma Serena e siamo anche impegnati sul fronte dell'accoglienza diffusa. Come Comuni del Veneto siamo un po' preoccupati, perché il Veneto è una regione che ha già dato molto da un punto di vista dell'accoglienza. 10 in questo momento i CPR in Italia, solo 9 quelli attivi. Ne mancano dunque all'appello altrettanti. In qualsiasi zona si decida di posizionarlo, quella di un centro in cui trattenere i migranti irregolari in attesa di espulsione è una presenza scomoda per comuni e province, siano politicamente di destra o di sinistra. Dal governo assicurano di avere già pronti studi di fattibilità che però, garantisce Molteni, devono trovare corrispondenza nella volontà territoriale. Da qui la richiesta dell'Anci di discuterne preventivamente. L'appello che faccio al governo è quello di aprire un tavolo di confronto con i territori per capire se e quali possono essere i territori oggi destinati a questo tipo di nuova formula di ospitalità. Ovviamente Treviso da un punto di vista dell'accoglienza e dei centri di accoglienza ha già dato.
Restiamo nella Marca trevigiana, andiamo a Spresiano, chiuso l'accesso di notte al laghetto Le Bandie dopo numerosi episodi di accessi non autorizzati con persone che facevano il bagno nelle acque ora fredde del laghetto. A denunciare l'accaduto Remo Mosole durante la conferenza stampa di presentazione della Gravel for Run in programma il prossimo fine settimana. Ho chiuso il passaggio perché venivano di notte a rubare, venivano di notte a nuotare. Pesca e tuffi notturni nel lago Le Bandie di Spresiano, episodi che hanno spinto Remo Mosole a prendere la decisione di chiudere il cancelletto d'accesso quando cala il buio, una scelta obbligata per evitare possibili incidenti anche dal tragico epilogo. È un pericolo pubblico perché l'acqua a 15 gradi e di notte si può prendere un grampo, cosa come, quando succede l'incidente va bene che è zona turistica alberghiera, ma è sempre un poco piacevole quando succede qualcosa di brutto, perché dopo la colpa la vanno a cercare gli altri. Un'area molto frequentata, soprattutto da sportivi, ma anche da famiglie. Quello è fatto per camminare, per passare tempo, per bere qualcosa insieme, per chiacchierare, per contarsi le storie, soprattutto quando ci sono tante carrozzelle in giro con i bambini, cosa come, per me sono ancora più felice. Un'oasi di pace che tale deve rimanere, dice a gran voce Mosole, che lancia un appello a chi frequenta l'ex cava. Non createmi problemi con la sporchizia che portate da casa, perché io la devo raccogliere e sono stufo a raccogliere la roba degli altri. Come trovate, lasciatelo come l'avete visto. E adesso parliamo dei conflitti, due principali conflitti in questo momento in corso, 811 giorni di guerra in Ucraina e oltre 200 giorni di conflitto in Medio Oriente. Una situazione che preoccupa il mondo per quelle che sono le conseguenze per le migliaia di persone che stanno perdendo la vita sotto i bombardamenti nell'uno e nell'altro conflitto. E poi c'è un altro risvolto, un risvolto economico che interessa da vicino le nostre imprese. Noi partiamo da qui con Filippo Fiori, coordinatore area economica e competitività imprese di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno, grazie per essere con noi mentre è in viaggio. Speriamo che tenga il collegamento. Buongiorno Fiori. Probabilmente non ci sente Filippo Fiori, allora saluto Umberto Bonaventura, imprenditore con un'azienda buongiorno a Roncade, se non sbaglio, e adesso lui ci racconterà da vicino quelle che sono le conseguenze in particolar modo legate alle tensioni in Medio Oriente e a tutta quella che è l'area che gravita intorno al Mar Rosso e quindi tutti i trasporti che interessano quell'area geografica in particolare. Allora io partirei subito da lei perché stiamo cercando di ripristinare il contatto con Filippo Fiori. Di che cosa vi occupate, Bonaventura? Noi siamo un'azienda tessile, in particolare siamo un calzificio che operiamo da 60 anni in quest'area e negli ultimi anni abbiamo appunto trasferito parte delle nostre produzioni in Far East, e per cui quello che sta succedendo ci sta interessando in maniera e appesantendo in maniera particolare. Ecco, proviamo a spiegare ai nostri telespettatori in che modo quello che sta accadendo, in particolare io parlavo dell'area intorno al Mar Rosso, perché ne abbiamo parlato spesso, è un'area interessata dai trasporti, qui arrivano anche componentistica, arrivano materie prime fondamentali per le nostre imprese e sappiamo che per evitare gli attacchi da parte di Houthi spesso le navi devono cambiare quella che era fino a poco prima dell'inizio di questo conflitto il loro viaggio per evitare appunto questo pericolo. In che modo influisce per quanto vi riguarda, Bonaventura? Certo, l'impatto è stato devastante, è cominciato prima, citato la guerra dell'Ucraina, 2 anni fa che è cominciato l'impennata dei costi dei trasporti, dei noli marittimi, in realtà è stata notevole. Quando poi l'anno scorso la cosa sembrava si stesse stabilizzando, sicuramente su livelli alti comunque, il nuovo conflitto appunto medio orientale ha ulteriormente appesantito e aggravato la cosa, perché ai noli già particolarmente costosi è successo che adesso le navi, gli armatori decidono di fare
circonnavigare l'Africa e non passare più per i canali di Suez, raddoppiando in effetti quelli che sono i tempi di transito delle navi, cioè noi passiamo dai 30-40 giorni ai 60-70 giorni di lead time di transito, il che per noi che lavoriamo nel settore moda è devastante, nel senso che la merce può arrivare facilmente in ritardo rispetto alla programmazione, oppure bisogna riprogrammare completamente l'attività considerando tempi ben diversi, e non è semplice. Ecco, quindi insomma tempi che si allungano, e questo chiaramente poi rallenta tutta quella che è la catena di produzione, quindi quello che poi il lavoro che viene fatto sul nostro territorio, con anche un aumento dei costi, in particolare possiamo quantificarli? Assolutamente sì, i costi sono aumentati diciamo abbastanza intuitivamente per il percorso più lungo che la nave deve fare. In realtà forse meno intuitivo è il fatto che le assicurazioni sono esplose per i carichi, logicamente. Vuoi per chi voglia provare a passare, per la volta che l'armatore lo consente, attraverso il canale di Suez, o chi comunque preferisce circonnavigare l'Africa. In termini di costi diciamo che siamo lontani dai livelli dello scoppio della guerra dell'Ucraina, però rispetto alla fine dell'anno scorso siamo già intorno almeno al 40% in più. Ma il problema più grave è appunto diciamo l'incertezza, cioè noi lavoriamo con listini sui nodi di trasporto che sono quindicinali, quindi ogni 15 giorni l'agenzia, lo shipping agent, l'armatore trasmette i nuovi listini e li aggiorna. E questo è, per chi lavora cercando di lavorare con previsioni a lungo termine, è molto impattante. Per quanto riguarda la forza lavoro, cioè il vostro personale, avete dovuto anche un po' rivedere la vostra organizzazione interna alla luce di questi ritardi? No, diciamo che al momento no, perché ci avevamo già pensato prima, però sicuramente la cosa può succedere, ci sono i picchi che devono essere affrontati e non sono più programmabili, cioè quello che manca completamente è la programmazione, nel senso che sono saltate tutte le programmazioni che si potevano fare, perché questi nuovi tempi di consegna sono imprevedibili e ci penalizzano in maniera rilevante. E quindi nel momento in cui il prodotto deve arrivare confezionato alla fine di tutta quella che è la filiera, non arriva in ritardo, cioè che impatto sta avendo poi proprio nell'ultima catena? Nell'ultima catena succede appunto che, arrivando la nave in ritardo, il ricondizionamento che viene fatto qua in Italia dipende ovviamente dal momento in cui arriva la merce. Questo in realtà può interessare sia il fatto del prodotto finito semilavorato che arriva, sia anche il fatto che è legato alla materia prima, cioè gli stessi nostri fornitori stanno subendo ritardi non indifferenti che quindi vanno a impattare anche sulla produzione nazionale, perché le materie prime appunto non arrivano, o meglio arrivano in maniera non prevedibile, disorganizzata, cioè i tempi di consegna non sono fissi, prevedibili e previsti. Per questo un'organizzazione della produzione nazionale interna, la nostra in realtà, parlo per la nostra, risente di tutte queste cose, per cui quello che tu programmi, che pensavi potesse cominciare come fase di lavorazione, non c'è, e quindi è un rivedere continuamente. Aggiungiamo appunto l'aumento dei costi e la scarsa capacità di assorbimento da parte del mercato di questi nuovi aumenti, e questo viene a appesantire. Questo è, diciamo che l'ultima fase è la cosa più grave, cioè non riusciamo assolutamente a trasferire nessuno di questi aumenti sul prodotto, e la capacità di assorbimento delle imprese del territorio ormai non c'è più. E cioè, quello che si poteva assorbire è stato fatto. Quindi chiaramente non si può caricare l'aumento sul prodotto finito, perché altrimenti resterebbe lì in magazzino. E allora come si fa ad andare avanti? Come si sopravvive di fronte anche a previsioni, purtroppo, di una guerra che sembra destinata, di cui non si conosce, non si vede perlomeno all'orizzonte una possibile fine, visto che anche i colloqui di pace al momento appaiono congelati?
L'ha detto lei, si sopravvive, cioè si cerca veramente di riorganizzarci in continuo, di pensare a nuovi segmenti, a riorganizzazioni, a nuove fonti di approvvigionamento, a riorganizzazioni interne, maggiore efficienza, ma in realtà siamo già adesso sufficientemente efficienti. Ripeto, come dicevo prima, c'è poca capacità di assorbimento, ormai i margini erano già estremamente ridotti e o il mercato è in grado di assorbire quello che andrebbe assorbito o si fa fatica, cioè il problema secondo me è a valle, cioè la domanda va sostenuta da parte nostra, più di così non riusciamo a fare ormai. Cioè, veramente è il mercato che deve rispondere, cioè, dal punto di vista della domanda. Cioè, va sostenuta la domanda. I poveri consumatori devono poter avere capacità di spesa. Non c'è. Quindi andrebbe fatto un altro ragionamento, lei dice, quindi andrebbe fatto anche un intervento nei palazzi dove si decide. Direi di sì, cioè, le famiglie ormai penso che la porzione dedicata alle spese, chiamiamoli quelli che in azienda sarebbero i costi fissi, nella famiglia è diventata una parte rilevante, per cui quello che resta il residuale è poco e giustamente ormai la scelta viene fatta, cioè il prezzo non è più una discriminante per poter scegliere quale tipo di prodotto, ma per poter scegliere se comprare o meno un prodotto, ma non quale. Questo è grave. Le chiedo, intanto ho visto che si è ricollegato, vediamo se tiene il collegamento anche Filippo Fiori, però poi ho anche un altro collegamento da fare di cronaca, per cui vi chiederò di attendere, di avere pazienza. Però le volevo fare una domanda, Bonaventura. Secondo lei andrebbero pensati anche, adesso rispolvero una parola che avevamo usato tanto durante il periodo della pandemia, dei ristori per quelle imprese che sono danneggiate, che sono in qualche modo, noi abbiamo usato la parola minacciate tra virgolette dai conflitti ora in corso, cioè un aiuto, un sostegno da parte del governo? Il ristoro, come faccio a dire che non farebbe piacere? Sì, andrebbe calibrato in una maniera, mi viene da dire, se deve essere mirato, questo sarebbe solo per provare a tamponare gli eccessi o i nuovi aumenti dei costi di trasporto di questa condizione, ma in realtà quello che va sostenuto per me è la domanda interna, cioè è la domanda, è il consumo proprio. Certo, allora io chiedo a lei, Umberto Bonaventura, Filippo Fiori, se è ancora in collegamento, di avere pazienza un attimo, perché mi chiede la linea la nostra Anna Maria Parisi, che ci deve raccontare di quanto accaduto e poteva avere conseguenze veramente molto molto pericolose in strada a San Donà di Piave, protagonisti dei bambini a quanto pare. Buongiorno ad Anna Maria insieme a Sandro Ponco e con loro il sindaco Alberto Teso. Buongiorno a tutti. Sì, buongiorno Francesca, siamo in compagnia del sindaco, come hai detto bene tu, di San Donà di Piave, Alberto Teso, e ci troviamo in quella che viene definita l'area della porta nord della città, con il grande cantiere per quanto riguarda il nuovo riassetto urbano dalla stazione dei treni alla stazione dei bus e non soltanto. Quindi questo grande cantiere, cosa è successo domenica, sindaco, che un fatto particolare con una bravata che poteva veramente trasformarsi in tragedia? Sì, domenica la nostra polizia locale è stata allertata da alcuni residenti che hanno notato lo spostamento dei New Jersey della viabilità temporanea creata da alcuni ragazzi per gioco, per una bravata, insomma ha spostato un po' del traffico della domenica pomeriggio, insomma approfittando in un momento in cui c'è meno attenzione, meno vigilanza, hanno pensato di divertirsi in questa maniera folle. Questo cantiere per noi è molto importante, qui abbiamo investimenti pubblici per 20 milioni di euro, più la stazione nuova dell'autobus e la stazione nuova dei treni che sono alle mie spalle, quindi insomma è un'operazione da 30 milioni di euro che stiamo seguendo da quando io sono arrivato, da un anno. Siamo qui, vengo anch'io alle 7:30 qui in cantiere perché sapete sono fondi PNRR, i lavori vanno terminati entro giugno 2026, per cui la nostra presenza qui è costante. Diventerà la nuova porta di accesso a San Donà,
Donà, il collegamento con gli istituti scolastici, il centro, abbiamo 10.000 studenti a San Donà, la città è arrivata a 42.000 abitanti, quindi questo sfogo per noi urbanistico è essenziale. Scoprire che qualcuno viene a giocare e a fare bravate che potrebbero anche diventare causa di fatti tragici, veramente insomma, ci ha infastidito parecchi. Ecco, Sindaco, scusi se la interrompo, che poi io ho detto ai ragazzini, in realtà si è trattato di un gruppo di bambini, Francesca, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, quindi sì, di bambini si può parlare, bambini che poi hanno visto che la cosa gli era sfuggita di mano e quindi loro stessi hanno poi chiamato i carabinieri perché intervenissero. Questa è una strada veramente molto trafficata. Adesso con le immagini di Sandro Ponchio non si ha contezza di quanto lo sia, visto che è l'ora di pranzo, però fino a prima erano diversi gli automobilisti in transito che chiedevano al sindaco informazioni sul perché, per come fosse chiusa o quale fosse la deviazione anche a noi. Sì, i sandonatesi ormai lo sanno, sono diversi mesi che questo cantiere è in corso, ci sono 7 milioni di euro solo per la viabilità messi dalla città di San Donà di Piave e parte a mutuo, quindi questo è un investimento, ripeto, molto molto importante che sta rilanciando anche molte attività della zona. C'è un edificio lì in fondo che doveva diventare tribunale, l'impresa è fallita, non è mai avuto questa destinazione, ma è stato comprato all'asta e diventerà terziario avanzato, quindi l'area è veramente di grande rilievo. Abbiamo un'ex cantina che stiamo riqualificando, abbiamo avuto anche lì degli episodi di gente senza dimora che andavano a dormire. Bivacco, è diventato un bivacco. Più volte i nostri agenti sono intervenuti con Veritas a smaltire materassi, a allontanare le persone. Adesso inizieremo le demolizioni, butteremo giù parte degli edifici nel più breve tempo possibile, però insomma la cosa ci preoccupa. L'appello che faccio è alle famiglie, insomma, perché certo noi abbiamo vigili, polizia, carabinieri, però il richiamo è: state attenti a dove vanno i vostri ragazzi, chiedete dove sono andati, perché non è possibile che a 10-12 anni ci si perda in cose del genere. Con l'appello del sindaco di San Donà di Piave Alberto Teso è tutto, la linea torna allo studio. Grazie Anna Maria Parisi, grazie al sindaco Teso. Adesso corriamo a Treviso, corriamo proprio il caso di dirlo per parlare della DJ10 in programma domenica a Treviso, una adesione davvero da record. Buongiorno di nuovo, buongiorno a Cristian Arboit insieme ad Alberto Pivetta, insieme al sindaco Mario Conte. Buongiorno Francesca, sindaco, che resto appunto alla tua metafora anche lui di corsa, quindi saremo particolarmente veloci. Sindaco, DJ10 dai grandi numeri che adesso sono definitivi, ce li dica lei. Ma sono 12.000 i partecipanti, abbiamo messo questo tetto limite con Radio DJ, però poi in realtà le richieste erano molto di più, però per questioni logistiche ci siamo fermati ai 12.000, quindi 12.000 partecipanti più tutti gli accompagnatori. Ci aspetta un weekend di sport, di festa, di cultura, perché ci saranno i musei aperti, e anche di commercio con la Notte Bianca, il tutto accompagnato da artisti di strada e band che accompagneranno questo grande evento sia sabato che domenica. Ricordo che da sabato sarà allestito il DJ Village in piazzale Burchiellati, mentre domenica ci sarà la corsa. Ecco, proprio per questo salta, è una delle, diciamo così, delle modifiche più importanti, salta il mercato cittadino sabato mattina. Sì, non c'era la possibilità di far convivere le due, sia il DJ Village che il mercato, quindi purtroppo abbiamo fatto questa scelta, lo abbiamo fatto però in funzione di un evento molto importante che richiamerà l'attenzione a livello nazionale sulla città di Treviso, quindi insieme con gli ambulanti con i quali insomma abbiamo dialogato ancora mesi fa abbiamo preso questa decisione. Li ringrazio per il sacrificio e per la pazienza, però credo che da questo punto di vista ne valga la pena, perché si parlerà di Treviso in chiave assolutamente positiva, all'insegna dello sport, della cultura, della bellezza, e invito tutti i cittadini a partecipare, gli amanti della corsa e anche no, perché potremo vedere la città con un punto di vista diverso, completamente senza macchine, quindi una città totalmente pedonalizzata, ricca di cultura, ricca di eventi e ricca di divertimento.
abbattimento. Quindi prove generali di pedonalizzazione queste, sindaco? Diciamo che questo grande evento ci dà la possibilità di sperimentare alcune cose, poi la pedonalizzazione, che è certamente un obiettivo che ci siamo posti, deve essere realizzata attraverso tanti passaggi, compresa la partecipazione dei nostri cittadini, quindi questa rimane una sperimentazione, però l'invito che faccio è quello di superare quelli che possono essere i disagi. Chiedo già scusa ai residenti perché qualche disagio, soprattutto sabato e domenica, certamente ci sarà, però se approfittiamo per vivere le emozioni di una città totalmente pedonalizzata, credo che possa essere una grande opportunità per gli amanti della corsa e anche per gli amanti delle città pedonalizzate. Allora ci sarà poi un servizio speciale di bus navetta con MOM, ci sono diverse modifiche alla viabilità. Chiaramente l'invito è quello di prendere visione di queste modifiche online, poi ne parleremo anche questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Senta, sindaco, lei che percorso fa? Quello da 5 e quello da 10 km? No, io farò quello da 10, sarò tra gli ultimi perché il mio stato di forma non mi consente di puntare alla vittoria, però ci sarò. Invito tutti quanti invece a seguire ovviamente Antena 3 e ad acquistare i giornali domani, dove verranno date tutte le informazioni legate alle limitazioni del traffico. In più è partito un'azione di volantinaggio puntuale casa per casa lungo il percorso, dove spiegheremo nel dettaglio tutte le informazioni per i nostri cittadini. Ha sentito DJ Linus in questi giorni? Sì, sono tutti carichissimi, tra l'altro Linus dovrebbe arrivare anche qualche giorno prima della DJ 10 perché proprio vuol godersi la città di Treviso e sono convinto che saranno 3 giorni straordinari. Sindaco, la lascio alla sua maratona di impegni pomeridiana. Grazie Sindaco Mario Conte, grazie anche a Francesco Vigato che ci ha dato tutte le informazioni di giornata. Questa sera ovviamente ci ritorneremo nel corso dei nostri telegiornali e da Cassugana a Francesca è tutto. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboita, al sindaco Mario Conte. Volo da Filippo Fiori, vediamo se il collegamento tiene, anche perché so che a minuti deve scendere dal treno e quindi sarò velocissima, contiamo nel ritardo dei treni, ma scherzi a parte. Filippo Fiori, abbiamo inquadrato la situazione in modo molto preciso con l'esperienza di Umberto Bonaventura per quanto riguarda il fronte della guerra in Medio Oriente, però c'è un altro fronte, quello della guerra in Ucraina, in particolar modo delle sanzioni alla Russia che stanno influendo in modo deciso su alcuni comparti della nostra economia. In che modo e soprattutto che settori? Allora, buongiorno, ben trovati e grazie per lo spazio. Mi scuso ancora per i problemi di collegamento. Allora, nella provincia di Treviso naturalmente uno dei settori più importanti per tutto il comparto produttivo manifatturiero, in special modo per l'artigianato, naturalmente è il settore del mobile e del legno arredo, che storicamente ha sempre avuto delle quote di export molto rilevanti verso la Russia, chiaramente i paesi cosiddetti ex sovietici. Chiaramente le tensioni e poi il conflitto naturalmente in questi ultimi 2 anni hanno impedito o complicato molto la vita in entrambi i sensi, naturalmente sia in termini anche di importazioni di semilavorati ma soprattutto di esportazioni di prodotti finiti. Ci sono chiaramente anche degli altri canali che sono stati, tra virgolette, attivati anche da molte imprese, ma imprese con forti quote verso la Russia, quindi concentrate quasi esclusivamente su questo paese, naturalmente ne hanno risentito in modo molto pesante, fino anche ad essere costrette in alcuni casi a chiudere, quelle che non sono riuscite a riorientarsi e trovare altri mercati di sbocco. Quindi sicuramente il mobile, quindi il legno arredo in particolare, è il settore che sta soffrendo di più proprio per la quota e per i numeri che contraddistinguono la nostra provincia da questo punto di vista. Quindi purtroppo la nostra provincia si distingue in negativo rispetto anche al resto del Veneto e anche ad altre regioni d'Italia, quindi è inserita in filiere che sono fortemente sbilanciate appunto verso la Russia in questo momento. Aziende che hanno chiuso, ma aziende che erano in salute, che hanno dovuto chiudere proprio per questa problematica. Deve scendere, Fiori? Mi faccia cenno se deve scendere, no, che non voglio crearle problemi. No. Perfetto. Ecco, aziende dicevo che erano in salute, ma che proprio per questa difficoltà a ricollocarsi hanno dovuto alla fine prendere la decisione più estrema.
Sì, aziende che erano decisamente strutturate, quindi questo si traduce evidentemente anche in un problema sociale, chiaramente, per la forza lavoro che queste imprese contavano e realizzavano prodotti di altissimo livello e di altissima qualità. Chiaramente il rischio geopolitico è sempre dietro l'angolo nel momento in cui un solo mercato, per quanto ampio, un solo mercato rappresenta il proprio mercato di sbocco fortemente maggioritario. La diversificazione naturalmente dei mercati degli investimenti è sempre la chiave, ma è chiaro che per certi tipi di prodotti la focalizzazione è un elemento strategico. Riuscire a riposizionarsi e riorientarsi in tempo non è un'operazione in certi casi così semplice, così immediata. Paradossalmente lo può essere per le imprese magari un po' più piccole che riescono agilmente a riposizionarsi, naturalmente che hanno una dimensione tale da riuscire ad affrontare i mercati esteri, ma allo stesso tempo da riposizionarsi velocemente, ecco, come sono molto spesso anche le imprese artigiane. È un po' questa l'indicazione che deve arrivare alle imprese, quella visto che siamo di fronte ad uno scenario geopolitico sempre più fragile, in cui gli equilibri sono sempre più precari, e quello di non concentrarsi in un unico mercato, ma cercare altri sbocchi, altri appunto vie da intraprendere proprio per cercare di evitare il peggio. Sì, è l'azione che costantemente l'associazione di categoria del artigianato svolge, naturalmente, quella di cercare di dare tutti gli strumenti per conoscere al meglio i mercati internazionali, in sinergia naturalmente con i vari livelli associativi e con le agenzie e anche le istituzioni che operano naturalmente per dare alle piccole e alle micro imprese tutte le informazioni necessarie per orientare investimenti che appunto non sono investimenti a breve termine ma a medio e lungo termine, quindi necessitano anche di una pianificazione su più annualità naturalmente. E questo vale purtroppo non solo per i mercati esteri, qui non pensiamo solo ai grandi paesi come può essere naturalmente, o ai grandi mercati come può essere la Russia, come possono essere gli Stati Uniti, che pure per quanto riguarda il mobile trevigiano hanno dato dei segnali appunto nel 2023 certamente non positivi, pur essendo gli Stati Uniti il primo mercato di esportazione, ma ha fatto registrare una flessione importante. Ma anche i mercati domestici, se vogliamo chiamarli così, visto che l'Unione Europea è certamente la casa delle imprese e anche delle piccole e microimprese, anche i mercati europei hanno fatto registrare delle flessioni, come la Germania, che era pure uno dei primi 3 mercati per quanto riguarda l'export sempre del legno arredo, e nel 2023 ha fatto registrare una flessione dell'export trevigiano proprio per la situazione economica, in questo caso che sappiamo essere in Germania certamente peggiorata e con una tendenza più accelerata anche rispetto ad altri mercati europei. È arrivato in stazione? No, non ancora. Non ancora, ok. Allora, le faccio l'ultima domanda e poi la lascio andare tranquillo. Sì. Abbiamo parlato dei rapporti appunto con i mercati, ad esempio il mercato russo, però poi sappiamo come ci siano paesi, l'abbiamo conosciuto benissimo con l'Ucraina e ora lo stiamo scoprendo, mi viene da dire proprio scoprendo, con la guerra in Medio Oriente, paesi che sono strategici proprio per materie prime, per componentistica, e quindi questo va ad influire anche nella produzione delle nostre imprese, che sono costrette a rivedere, ce lo spiegava benissimo Umberto Bonaventura, quella che è tutta la loro macchina organizzativa, costrette anche a rivedere proprio purtroppo anche quella che è la loro squadra di personale all'interno, perché la produzione rischia, proprio per la mancanza di materie prime, di componentistica, di fermarsi o perlomeno di rallentare. Sì, è l'altro lato, appunto, l'altro lato del problema, nel senso che noi siamo concentrati più a parlare dei prodotti o comunque dei prodotti finiti naturalmente che viaggiano verso altri mercati, altri paesi, ma c'è tutto il problema che appunto anche Umberto Bonaventura ha evidenziato del cosiddetto approvvigionamento, insomma, delle forniture, delle materie prime e anche dei semilavorati per aziende che operano in filiere lunghe o comunque fortemente internazionalizzate, ed è il caso sicuramente anche della moda. Il che influisce negativamente non solo nella disponibilità naturalmente delle risorse, ma anche nei costi, chiaramente,
e nei tempi. E sappiamo che questi tempi per le imprese e per i mercati sono una variabile decisiva. Possiamo prendere appunto ad esempio lo stesso settore della moda, chiaramente, che all'interno ha poi delle merceologie o comunque dei prodotti molto diversi tra loro, che quindi possono avere componentistica che proviene dai 5 continenti sostanzialmente, proprio per realizzare le parti. Pensiamo non solo agli articoli di abbigliamento, ma chiaramente anche alle calzature in particolare. E noi abbiamo un distretto così importante nel territorio che è il distretto della calzatura sportiva, una scarpa sportiva, uno scarpone da trekking, hanno chiaramente tutta una serie di parti che sono realizzati anche grazie a materie prime, appunto semilavorati, che provengono da vari paesi. Riuscire a comporre questo mosaico chiaramente è uno sforzo sempre più complicato, e la pianificazione dei costi a questo punto di vista diventa un esercizio che va aggiornato costantemente e sul quale bisogna trovare risorse extra. Grazie davvero a Filippo Fiori per averci fatto la fotografia della situazione della nostra economia condizionata dai conflitti dall'Ucraina al Medio Oriente. Grazie davvero, buon viaggio e alla fine ce l'abbiamo fatta. Filippo Fiori, coordinatore area economica e competitività imprese di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Grazie davvero e buon lavoro, buon viaggio. Io tornerai da Umberto Bonaventura, che ringrazio per essere rimasto in collegamento, mi scuso per l'attesa, perché lei ha fatto accenno più volte al conflitto in Ucraina, quindi diciamo che in qualche modo quello che sta accadendo ora in Medio Oriente è un tassello in più di un mosaico che parte dalla pandemia, passa per la guerra in Ucraina e ora arriva alla guerra in Medio Oriente, e tutto questo sta pesando e sta diciamo così indebolendo quella che è la nostra economia. Sì, diciamo che negli ultimi 4 anni non ci siamo fatti mancare niente, per cui dalla pandemia, che in qualche maniera siamo riusciti ad affrontare con sforzo e integrando gli sforzi tutti insieme, rimboccandoci le maniche, quando poi è scoppiata la guerra in Ucraina dopo l'invasione dell'Unione Sovietica, dei russi, diciamo che l'impatto immediato era stato quello della riduzione, dell'eliminazione proprio di quei mercati, cioè la porzione di merce nostra che andava verso quei paesi è stata bloccata. Per fortuna per noi non era un'area che pesasse così tanto nel nostro fatturato, però comunque diciamo che per i nostri clienti che sono multinazionali la cosa è stata rilevante, perché hanno dovuto, dicevo, ricercare nuove soluzioni anche loro per tamponare queste mancanze di vendite. Il picco di costi che è successo, che è accaduto in quel periodo, sembrava l'anno scorso fosse un attimo diminuito, in realtà è ripreso a seguito dello scoppio della guerra adesso, per cui ripeto, negli ultimi 4 anni abbiamo visto veramente tutto, e come diceva Fiori poco fa, è difficile, siamo sempre in piena forma e come delle molle cariche a saltare dove serve, cercando anche nuove direzioni ovviamente, ma non è così facile, perché si va a trovare nuova concorrenza, si entra in segmenti che non sono propriamente i nostri, ma vabbè, la flessibilità fa parte delle caratteristiche di strategia vincente, per cui benissimo, siamo qui e ci si adopera per... ripeto, come dicevo, la nostra parte viene fatta, manca secondo me un sostegno, una continuità, un sostegno a quello che può essere di supporto alla domanda in tutti i sensi. L'ultimissima domanda, Bonaventura, proprio alla luce di questi equilibri internazionali così delicati, così precari, quale sarà il futuro che le aziende, concentriamoci nel nostro territorio del Veneto, della Marca, dovranno disegnare? Cioè come dovranno reinventarsi per riuscire a sopravvivere? È una bruttissima parola, ma l'abbiamo usata per dare il senso della situazione, per sopravvivere a questi scenari internazionali.
Ma come ho appena detto, secondo me quello che era un fattore comunque determinante per il successo, che era la massima flessibilità e capacità di reagire, adesso non è più un fattore determinante per il successo, ma determinante per la sopravvivenza. Cioè chi riesce a essere non più reattivo ma proattivo, come si dice, cioè capace di prevenire quello che starà per succedere, può pensare di andare avanti e farcela. Non è semplice, è sempre più difficile, ma non è più un modo di dire, ripeto, se pensiamo a quello che è successo negli ultimi 4 anni. Insomma, bisogna in qualche modo farci l'abitudine a queste... Credo di sì. Credo di sì, come ha visto anche Fiori prima, anche il mercato americano che sembrava che tirasse ha i suoi problemi, l'Europa lo vediamo, l'Italia direi che possiamo anche soprassedere, è così, bene, facciamoci una ragione. E quindi quella pianificazione a cui faceva riferimento lei prima è una parola in questo momento da chiudere in un cassetto. No, diciamo che è cambiato il modo di pianificare, sì, pianifica pensando in maniera diversa. Certo, una pianificazione rilassata e rigida non esiste, cioè, per quanto tu possa pianificare devi poter prevedere che non è vero quello che avevi pianificato. Umberto Bonaventura, grazie davvero per averci raccontato anche questa comunque forza di andare avanti, di non piegarsi, di non lasciarsi travolgere dagli eventi che sono più grandi di noi, la pandemia, la guerra in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente, e la forza insomma che aveva dimostrato già il nostro tessuto economico proprio durante la pandemia, e poi c'è stata l'inflazione, poi ci sono stati i rincari, insomma c'è stata tutta una serie di componenti che però state cercando di affrontare al meglio e sperando in tempi migliori. Grazie davvero Umberto Bonaventura e chiaramente buon lavoro e in bocca al lupo per il futuro a lei e a tutti i suoi dipendenti. Grazie ancora. Grazie, arrivederci, grazie. Grazie, noi ci fermiamo per la pubblicità. Eccoci in diretta alla politica con il cammino verso le elezioni europee di giugno. Presentato alla Loggia dei 300 Treviso il candidato veneto di Azione, Carlo Pasqualetto. Io credo che il Veneto sarà la regione che permetterà ad Azione di superare il 4% anche grazie a candidature come Carlo Pasqualetto. 35 anni, sposato, padre di una bambina, Carlo Pasqualetto è il candidato veneto di Azione alle prossime europee di giugno. Una laurea conseguita a Parigi, poi il trasferimento a Milano dove inizia a lavorare nel mondo della finanza. A 27 anni, grazie ad Industria 4.0 con alcuni amici crea una start-up che produce software per le imprese manifatturiere. Da anni impegnato in politica come consigliere comunale a Padova, punta a portare la sua esperienza come imprenditore in Europa, un'Europa chiamata a sostenere il Veneto nelle sue sfide future. Mancano gli investimenti per trasformare la grandissima capacità di impresa e di manifattura che abbiamo in un campione internazionale anche tecnologico. Imprese che, sottolinea Pasqualetto, sono ostacolate dalla carenza sul territorio del sistema bancario. Per fare impresa ci vuole la finanza e questo è qualcosa che oggi, se demandato a scelte che arrivano da Milano a Torino, le risposte sono troppo lente. Sguardo rivolto poi anche ai giovani perché venga fermata la loro fuga dall'Italia. Scappano e vanno in luoghi che gli sembrano più attrattivi, che poi la realtà dei fatti sono anche complicati. Però non capita al contrario, non abbiamo giovani che dal resto d'Europa vengono qua da noi, quindi qualcosa non sta funzionando qui nel nord-est. Accanto a Pasqualetto, Nicolò Rocco e Fabio Pezzato, siamo pronti, hanno ribadito, a sostenere Carlo in questa sfida, è il candidato giusto per il Veneto. Noi come Azione parliamo alle imprese venete grazie a un candidato come Carlo Pasqualetto che viene dall'impresa e ha proposte per fare in modo che il Veneto, grazie all'Unione Europea, torni ad essere competitivo. Giovane, europeista e aperto alle nuove tecnologie, quello che si parlerà per il futuro. Noi, ecco, Azione Treviso, provincia, tutte le sezioni della provincia lavoreranno come fossimo noi direttamente i candidati a queste elezioni. Attesa in Veneto per il ritorno di Papa Francesco. Sabato prossimo il pontefice arriverà a Verona per un'altra giornata storica di fede e riflessione. Antenna 3 vi trasmetterà l'intera visita in diretta a partire dalle 7 del mattino.
Torna in Veneto a meno di un mese dalla giornata storica di Venezia Papa Francesco, e lo farà con un messaggio potente in un momento in cui i venti di guerra soffiano più forti che mai. Giustizia e pace, si baceranno le parole di Isaia scelte per il suo arrivo a Verona sabato prossimo. Una visita segnata da momenti unici, intimi e collettivi di preghiera e riflessione che Antenna 3 vi racconterà come sempre rigorosamente in diretta dalle 7 del mattino fino ai TG della sera. Lo faremo con i nostri inviati sul campo nei diversi luoghi scelti dal pontefice per portare la sua testimonianza di fede. Dopo l'atterraggio dell'elicottero papale nel piazzale dello stadio Bentegodi, dove sarà accolto dalle autorità, Francesco inizierà la sua giornata prima nella basilica di San Zeno con i sacerdoti e i consacrati, poi in piazza con i bambini e i ragazzi. Seguirà l'incontro in arena dedicato proprio alla giustizia e alla pace, parola quest'ultima che il Santo Padre non si è mai stancato di ripetere, così come non mancherà nuovamente la sua vicinanza alla popolazione carceraria. Dopo aver incontrato il 28 aprile scorso le detenute della Giudecca, sarà la volta dei detenuti di Montorio, con i quali si tratterrà a pranzo. Il finale nel pomeriggio allo stadio Bentegodi con la Santa Messa concelebrata accanto al vescovo di Verona Domenico Pompili. Un sabato eccezionale per Verona e per l'intero Nord-Est, che siamo pronti a raccontarvi minuto per minuto dalle 7 del mattino, come sempre su Antenna 3, la TV dei grandi eventi. E mentre a Verona cresce l'attesa per l'arrivo di Papa Francesco, sentiamo la nostra intervista al vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, che ripercorre i significati di questa storica visita. Tutto è pronto a Verona per l'arrivo sabato di Papa Francesco. Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, racconta questi giorni di attesa e di intenso lavoro. Cosa si aspetta la diocesi e la città di Verona da questa visita? Ma fondamentalmente due frutti: da un lato la gioia del Vangelo, di cui il Papa è un interprete affidabile, come recita il titolo della sua enciclica Evangelii Gaudium, e dunque una rinnovata scioltezza e vivacità nell'annuncio del Vangelo, che rappresenta anche oggi una straordinaria maniera di guardare all'esistenza, appunto segnata dalla gioia più che dalla depressione o peggio dalla tristezza, e dall'altra il dono della pace, da invocare per le tante situazioni lacerate che contraddistinguono il tempo che stiamo vivendo. Un incontro, quello con il Santo Padre, che arriva al termine di un percorso comune di tutta la diocesi scaligera. Volevamo evitare che la visita fosse un Masserrati, un giorno così fuori dal contesto, mentre invece è stata lungamente attesa dal 24 novembre dello scorso anno, quando abbiamo dato l'annuncio, e direi che avrà proprio per questo essere stato lungamente attesa anche una sua continuazione, sia sulle grandi questioni della pace, sia per quel che riguarda le grandi questioni dell'evangelizzazione di oggi. Giornata di festa, ma nel senso più autentico del termine, cioè di una ragione che metta insieme le persone e che possa farle entrare dentro un contesto di amicizia, e per quel che riguarda la Chiesa dentro una relazione ancora più profonda con Dio. Del resto la Chiesa questo è: per un verso segno dell'intima unione con Dio, e per un altro verso strumento dell'unità di tutti. Siamo in chiusura, alcuni appuntamenti: Sandra Savino di Forza Italia, Federico Pizzarotti di Azione Siamo Europei, Miriam Nardelli di Alternativa Popolare, Andrea Zanoni del Partito Democratico e Alessandro Manera della Lega saranno gli ospiti di Ring questa sera in diretta a partire dalle 21, naturalmente su Antenna 3. Io ora vi lascio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi il documentario I grandi che fecero la storia, con la storia della famiglia Danieli, e a seguire il film Sua Eccellenza si fermò a mangiare. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento su Antenna 3.